Euroregione News. Bulli e pupe, la storia si evolve in peggio. A Codroipo si è tenuta un'iniziativa di formazione sul bullismo e cyberbullismo, organizzato dall'Istituto Comprensivo di Codroipo con la dirigente Giovanna Grimaldi di fronte a tantissimi docenti e genitori. È stato condotto dall'ispettore superiore Annalisa Marini della sezione di polizia postale di Udine. Il problema del bullismo e del cyberbullismo oramai prende piede in tutte le scuole italiane. Ogni giorno c'è in una scuola un episodio di simil bullismo, perché poi loro non si rendono conto, pensano di scherzare, ma scherzare con i sentimenti degli altri ragazzi, con gli amici, non è una cosa bella, perché i ragazzi sensibili ne soffrono. Quindi noi dobbiamo, al primo segnale di bullismo, di cyberbullismo, dobbiamo intervenire. Abbiamo una rete da parte dei docenti molto efficiente. Abbiamo due referenti, una per il bullismo e uno per il cyberbullismo, che sono attentissime a tutto ciò che possa succedere in classe, che può essere un motivo di litigio, che può scaturire in qualcosa di più grande, e immediatamente stiamo prendendo sempre i dovuti provvedimenti. Inoltre abbiamo uno sportello di ascolto al quale possono accedere tutti i ragazzi della scuola, con dei 3 docenti molto bravi, perché sanno ascoltare e sanno farsi raccontare con molta semplicità le problematiche dei ragazzi, e sta andando bene anche quello. Infatti abbiamo risolto dei problemini che c'erano tra ragazzi, oppure all'interno proprio dell'animo di qualche ragazzo. Siamo riusciti poi con i genitori, logicamente, a far venire a galla il problema e riuscire piano piano a risolverlo. Quindi penso che stiamo sulla strada giusta, anche se le problematiche ci sono e permangono. Dare l'esempio anche, sia i genitori sia i docenti devono dare l'esempio di come ci si deve comportare, perché è inutile dire fai questo quando io poi faccio il contrario di quello che ti sto dicendo. È un primo atto per cui il ragazzo non prende più in considerazione gli adulti, dobbiamo essere noi di esempio per i ragazzi, questo senza dubbio. In particolare oggi siamo qui per i genitori e i docenti delle scuole dell'Istituto Comprensivo. Innanzitutto vogliamo che i genitori siano ben coscienti del fatto che il web è grande e che quindi, come nel mondo c'è il buono e il cattivo, anche in internet c'è il buono e il cattivo. I pericoli per quanto riguarda i ragazzi sono sempre quelli, cioè abbiamo l'adescamento online, che è una delle principali pericolosità a cui dobbiamo stare attenti, e ci sono anche altri ambiti che comunque attengono sempre all'intrusione da parte di queste persone che hanno interesse a tirare verso di loro i minori, e quindi in qualche modo circuirli e fargli fare cose che non devono fare. Ogni genitore può utilizzare, se decide di cedere una connessione internet al figlio senza vigilarlo, può utilizzare dei programmi che in sostanza costituiscono un parental control, cioè evitano che i figli possano andare su certi siti. È vero però che, per esempio, sulle piattaforme di gioco ci sono delle chat nelle quali i ragazzi vengono anche in quei luoghi adescati, per cui non è sufficiente il parental control, perché anche in un gioco fatto online può celarsi un'insidia. In ogni caso si tratta di piattaforme estere che funzionano con regole estere, con leggi estere, per cui abbiamo sì dei limiti di età, però questi limiti vengono ovviamente superati dal fatto che uno può inserire qualsiasi dato anagrafico all'interno della piattaforma quando si iscrive. Per cui anche questo è una questione in cui i genitori dovrebbero intervenire. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.